Buongiorno, sono Pierluigi Panza, un socio dell'Istituto Veneto e per la Polifora, in occasione dei 200 anni dalla morte di Antonio Canova, proviamo oggi a ripercorrere alcune tappe della sua vicenda ed episodi significativi per ricordarlo. Canova nacque a Possagno il 1° novembre del 1757 e morì a Venezia il 13 ottobre del 1822. Proveniva da una famiglia di tagliapietre e soggiornò per lo più a Roma, lavorando per le maggiori case nobiliari d'Europa. Le sue opere più celebri le conosciamo tutti, però eccole qui: Amore e Psiche a sinistra, Adone e Venere, una delle sue Ebe, e le celebri Tre Grazie, la Paolina Borghese. Queste opere sono custodite in vari e maggiori musei del mondo, i suoi gessi, come sapete, alla Gipsoteca di Possagno, con la sua casa museo e il tempio dove venne traslata la gran parte della sua salma, e i manoscritti sono molti a Bassano, ma anche in molti altri archivi e biblioteche italiane, e alcune sono ancora sul mercato antiquario. Vediamo il giovane Canova, quindi le prime notizie che abbiamo su di lui sono dell'amico e biografo il conte Tiberio Roberti, che ricorda soprattutto come il nonno Pasino lo richiamava sempre, lo bastonava, e naturalmente, come da mitologia, il giovane Canova già era attento alle sbozzature in Creta o a lavorare sul sasso tenero. I suoi amici dei suoi paesi e veneziani lo accompagnarono nei primi passi a Roma, in particolare, dove si inserì in particolare grazie all'ambasciatore Zulian. Canova aveva coscienza del proprio lavoro sin da giovane. Complessivamente, come ricorda Leopoldo Cicognara, realizzò 53 statue, 12 gruppi, 14 cenotafi, 8 monumenti, 7 colossi, 2 gruppi colossali, 54 busti, 26 bassorilievi per 176 opere complete, più 22 quadri, ma molti lavori si sommano a questi come lavori di bottega. Già da giovane avevo un libricino dove annotava la vendita e i costi dei suoi lavori, a partire dalla statua dell'Orfeo. Troviamo registrazioni proprio, vedete, di suo pugno sulle opere. Viene menzionata ad esempio la Psiche per Henry Blundell in questo quadernetto, venduta a 600 zecchini, più strumenti e altre cose per le arti del disegno. Oppure abbiamo la nota anche per questa Ebe, che forse è quella acquistata dal veneziano Giuseppe Vivante Albrizzi il 25 agosto del 1725 per 800 zecchini. Insomma, una coscienza di sé già da giovane. Va a Roma, 1779, accompagnato dall'architetto veneziano Gian Antonio Selva. Qui si inserisce a Palazzo Venezia, quindi con Gerolamo Zuliani, in quello che restava della corte del Papa veneziano Clemente XIII Rezzonico, cioè i suoi nipoti, e qui ha rapporti con il figlio di Piranesi, con Volpato e naturalmente con i sacri pittori Battoni e Mengs. Ecco qui le lettere, continua a scrivere Canova già in questa sua prima fase. Viaggia molto a Napoli, ad esempio siamo già nel 1780, visita Ercolano, Pompei, ma gli fa una grande impressione, le sculture, gli fanno grande impressione le sculture del Corradini, come il Cristo velato. Sarei disposto a cedere 10 anni della mia vita per essere come il Corradini. Li vedete nell'immagine, la pudicizia. Grande rapporto è quello naturalmente con Napoleone. Primo soggiorno in Francia è del 1801-2, viene spedito da Pio VII al primo console che lo voleva e incomincia a lavorare per lui. Secondo viaggio, quello del 1810,
Canova non vuole andare, fa di tutto per evitare, scrive al Selva, scrive a Catremer Chinsì se possono in qualche modo non farla andare perché io soffrirei, le mie opere soffrono la mia lontananza, ma non c'è niente da fare, Napoleone e l'imperatrice lo vogliono, deve fare il busto dell'imperatrice Maria Luisa, Napoleone ha 41 anni e Canova in un suo taccuino, insomma, racconta tutto questo viaggio da Firenze, dove si trovava fino a Parigi, giunse a Fontainebleau la sera di giovedì 11 ottobre 1810, eccolo qui, è uno degli artisti che scrive di più e annota maggiormente. Nel primo soggiorno, quello del 1801-2, aveva già scolpito Napoleone come Marte pacificatore, che poi per contrappasso attraverso Wellington finì ad Apsley House e rifatto in bronzo una copia anche al cortile dell'Accademia di Brera a Milano. In questo quadernetto Canova racconta proprio dei dialoghi avuti con Napoleone. Lunedì 5 novembre 1810, sono le 11, si attende al déjeuner. Da questi dialoghi e trascrizioni emerge come Napoleone si senta veramente nei rispetti dell'Italia come un antico imperatore romano, la nuova Roma. Canova prova a dirgli anche del perché non fa, insomma, la pace con il Papa e lascia stare, insomma, l'ostilità nei suoi confronti, perché, risponde Napoleone, i preti vogliono comandare e questo proprio non li va giù e noi siamo padroni della Francia, Italia, Germania. Io sono il successore di Carlo Magno e che i papi siano come i papi di allora e tutto sarà accomodato. Io non lascio che facciano tutto quello che vogliono e che si faccia comandare quando dovrebbero occuparsi solo della religione. Segue ancora in questi colloqui tutta l'idea di ispirarsi alla Roma antica. Napoleone lo fa cavaliere della Corona Ferrea, naturalmente il numero di riconoscimenti e di accademie alle quali partecipa Canova è infinito, eccolo qui incoronato con la Corona Ferrea come re d'Italia nel Duomo di Milano nel 1805 come nel bassorilievo di Gaetano Monti. E ancora fino al 14 lavora per Napoleone. Joséphine de Beauharnais, la prima moglie, no, la Malmaison, le chiede le tre grazie che lui realizza e poi le fa anche per il duca di Bedford, quelle che sono al Victoria and Albert di Londra, così esaltato, e questo gruppo scultoreo, no, da Foscolo. A lui dobbiamo naturalmente, a sua gloria eterna, le restituzioni dei beni artistici che Napoleone aveva sottratto con il Trattato di Tolentino. Anche di questo viaggio nell'autunno del 15 a Parigi per riprendere le opere abbiamo gli appunti di Canova, appunti per il recupero di oggetti di belle arti, non elenca, sono 11 pagine, non elenca l'elenco dei beni, tra cui celeberrimi, no? Il Codice Atlantico, tornata all'Ambrosiana di Milano, il Laocoonte, tornata alla Vaticana e riesce comunque ad ottenere la più parte dei beni perché Luigi XVIII Borbone si dice figlio della Chiesa e quindi in qualche modo le ridà e poi dice a Roma vanno tutti gli studenti del mondo. Tornato a Roma la sera del 3 gennaio 1816, Canova è ricevuto dal Papa e è acclamato e giustamente, come sanno bene i veneziani, non tutto ritorna. Le nozze di Cana del Veronese, per esempio, non sono tornate. Nel refettorio della Fondazione Cini c'è la coppia clonata, come si dice, realizzata alcuni anni fa. C'è un po' di divergenza anche su dove rimettere alcune delle opere che tornano. Canova, ad esempio, d'accordo con l'imperatore Francesco I d'Austria, vorrebbe che i cavalli di San Marco finissero davanti all'ingresso di Palazzo Ducale, due e due, in faccia all'isola di San Giorgio. Ma Cicognara, che si occupa insomma della loro disposizione, poi li fa finire inizialmente, no, sulla balaustrata di San Marco. Oltre al Papa, insomma, recupera, oltre a quelli per il Papa e per l'Italia intera, recupera anche i beni della famiglia Albani, alcuni, ad esempio come il bassorilievo di Antino,
che è l'opera più esaltata da Winckelmann nei suoi, era stata la più esaltata da Winckelmann nei suoi monumenti antichi inediti. Lo aiutarono gli inglesi. Conosceva l'inglese Canova, ma ci ha lasciato un curioso libretto di esercizi in inglese dove sulla copertina c'è una piramide che ricorda il monumento a Maria Cristina d'Austria nella chiesa degli Agostiniani, quella che vediamo in alto a sinistra in queste immagini. Conosceva l'inglese, lo testimoniano lettere di Lady Holland e anche questo suo libretto di esercizi di cui adesso vediamo una pagina. La cosa che può un po' destare sconcerto è che proprio dopo aver ottenuto le restituzioni per l'Italia, Canova si recherà in Inghilterra, a Londra, da Lord Elgin e gli dice sostanzialmente che ha fatto un'impresa eroica nel prendere i marmi del Partenone e portarli a Londra. Ecco qua il suo libretto, proprio uno studio della grammatica e della pronuncia, insomma, dà nota dello sforzo straordinario di quest'uomo. Le cancellazioni, diciamo così. Beh, dopo la caduta di Napoleone, anche Canova un po' si occupa di cancellare le tracce dell'essere stato anche il grande scultore di Napoleone. Il conte filofrancese Cesare Bianchetti nel luglio del 16 vuole acquistare la figura di Elisa Bonaparte Baciocchi, trasfigurata come musa. Ma Napoleone non vuole perché rischia che restino in giro un po' questi segni della sua adesione all'imperatore, cerca di eliminare ogni aspetto realistico e la trasforma in una figura ideale. E poi la fa diventare il dono delle province venete alla nuova imperatrice d'Austria. La stessa opera di cancellazione la fa con un busto di Maria Luigia che poi dà comunque a Quatremer de Quincy. E quindi notiamo questo tentativo un po' di risistemare il proprio passato. Un aspetto curioso, Canova e le donne. Canova era risoluto già da giovane, scrive al Falliera, l'amico Falliera, moglie spero di non prenderla più, o almeno se lo dovessi fare la prenderei avanzata, cioè molto anziana, per poter vivere sempre quieto ed attendere alla mia arte, perché quello, insomma, è quello che vuol fare. La moglie gli è di ostacolo, è un vecchio tema poi proprio della classicità questo. Ancora un'altra lettera. Mi sembra impossibile che lei si mantenga ancora della credenza che io sia ammogliato. Non lo sono, non faccio l'amore con ragazze nubili e nemmeno con quelle maritate. Anzi, mi avanzo a dirgli che pochi celebri vivranno lontani dalle donne come fo io. È vero? Ma insomma, qualche storia con delle donne l'abbiamo trovata. Intanto con la figlia del Volpato, Domenica Volpato, che è di rara bellezza. Poi c'è, ma lei andò poi con l'incisore Raffaello Morgan. Poi c'è una tale Lauretta, ci fu una del film de Custine, nobildonna francese con la quale intrattenne un denso carteggio, naturalmente Juliette Recamier, considerata dal Canova bella come una statua greca, ma poi lei concesse la propria mano a Benjamin Constant e il nostro Canova resta con le lettere al Faglier che abbiamo letto un attimo fa, eccola qui, ma qualcosa rimane sempre, perché anche in un'età più avanzata, quando scrive a questa Bianca Milesi, che è una nobildonna che ha un salotto popolato da carbonari, continua a parlare di una sua vecchia fiamma, Minette d'Armendariz, che aveva conosciuto a Firenze intorno al 1812. E se ne innamorò a tal punto che lei, pur, come dire, avendo preso impegno di sposare il barone spagnolo generale d'Armendariz, insomma, convinse questo generale ad essere disposta allo scioglimento della promessa di matrimonio se Canova l'avesse voluta in sposa. Ma Canova tergiversò a tal punto che la donna, insomma, si stufò e seguì il marito in Spagna. Tuttavia Canova continuò a informarsi su di lei. La morte di Canova. E insomma di che cosa morì? Abbiamo il parere del medico Giovanni Battista Bomba, chiesto dal fratellastro dopo la sua morte, e quello di Giovanni Battista d'Este, primario dell'Arciospedale Lateranense.
una lettera del 12 novembre 1822, un mese dopo la scomparsa, si dice che a causa dei materiali che usava Canova soffrì sempre di vomito, coliche tutta la vita e si curò con clisteli e olio di ricino, vediamo lì. Poi ci fu una colica perniciosa e fu per 2 volte soggetto, fu vinta questa colica perniciosa con incanto di dosi generose di corteccia peruviana. Poi una febbre nascosta e anche se la respirazione e la testa furono sempre libere, non sopravvisse. Concludiamo con dei ricordi recenti. Passiamo momenti difficili nella nostra Europa e li passò anche nel 1917 la Gipsoteca di Possagno quando venne bombardata. Ci sono una testimonianza molto bella di un'infermiera della Croce Rossa, Andreina Bianchi, su come si trovarono le statue. E, insomma, parvero delle scomposizioni sostanzialmente cupiste, come vediamo dalle foto di Ciro Serafin del 18 e 19 che ci sono rimaste. Eccole qui, sono molto impressionanti, sono delle opere d'arte diverse dal Canova. Ma un secolo dopo sembrava tutto di nuovo a posto il nostro mondo. Ad esempio, Banca Intesa nel 2019 realizza una grande mostra su Canova e Thorvaldsen a cura di Mazzocca e Grandesso. Eccola qui nella magniloquente sala d'ingresso delle Gallerie d'Italia. La stampa ha dato qualche segnalazione, diciamo così, in occasione di questo bicentenario, sia sul destino degli archivi canoviani, sia sulle mostre in corso che si facevano. Per quanto riguarda il primo punto gli archivi, vogliamo ricordare che si è digitalizzato il fondo Canova Bassano del Grappa, 6.658 documenti per 40.000 pagine complessive. Mai un artista, direi, ha lasciato così tante pagine. Canova, nella seconda fase della sua vita, non scriveva direttamente, ma dettava al fratellastro Giambattista Sartorio, all'abate Melchiorre Missirini. Scrive di tutto su tutto e naturalmente impegnata ai massimi livelli in Europa, anche come diplomatico. Molto materiale che non è a Bassana in altri archivi, Roma, Milano, al Correr, la Vaticana, la Nazionale Predense a Monaco, ma molto materiale è ancora sul mercato antiquario. Qui abbiamo una lettera che nel 2022 è passata in asta con prezzo base al dell'incanto di 600 euro. L'edizione nazionale degli scritti purtroppo è ancora molto indietro, si pensava a 23 volumi, ma per ora solo 6 ne sono stati pubblicati insomma, dell'obiettivo che ci si era prefissi quando nel 1983 nacque il Comitato per l'Edizione Nazionale. Ultimissimo aspetto, mostre recenti, ne abbiamo scelta una, quella il celebre Vittorio Sgarbi, Canova tra innocenza e peccato al Marta di Rovereto, che ha dimostrato insomma un po' l'attualità di Canova negli artisti contemporanei che lo hanno reinterpretato. Qui è Fabio Viale, Venere Italica 2016 e qui è Massimiliano Pelletti, Venus Erosion, Tiger Venus e Crystal Venus, che sono proprio insomma rifacimenti interpretativi del Canova. Vi ringrazio per l'attenzione, così l'abbiamo ricordato nel secondo centenario.